Si aggrava il bilancio della tragedia alle Maldive. I media locali confermano la morte di un sommozzatore delle forze armate maldiviane impegnate nelle ricerche dei 4 italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Il militare, il sergente maggiore Mohamed Mahadi, si era immerso per poi essere portato d'urgenza all'ospedale per un malore. A confermare il decesso sono state le forze di difesa nazionali delle Maldive con un messaggio pubblico su X. Secondo i primi riscontri, il sergente è morto a causa della malattia da decompressione, causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Le autorità maldiviane hanno inoltre avviato un'indagine per chiarire perché il gruppo si sia immerso oltre il limite consentito di 30 metri previsto dalle normative locali. Intanto continuano le ricerche dei 4 sub-italiani ancora intrappolati nella rete di grotte sottomarine dove giovedì scorso si era consumata la tragedia. Le operazioni di ricerca, interrotte inizialmente dal maltempo, sono riprese con 8 sommozzatori maldiviani impegnati a turni nell'individuazione dell'ingresso delle grotte e nel tentativo di riportare in superficie i corpi. Il portavoce presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha annunciato inoltre un nuovo piano operativo. 2 specialisti italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e uno di immersioni in grotta, dovrebbero unirsi alla missione. È stata inoltre sospesa a tempo indeterminato la licenza della Duke of York, la safari boat sulla quale viaggiavano gli italiani coinvolti nell'incidente. Nel frattempo la Farnesina continua a seguire costantemente l'evolversi delle ricerche della professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri che risultano ancora dispersi. Finora l'unico corpo recuperato è quello del padovano 44enne Gianluca Benedetti. Proprio a Padova, dove Benedetti è nato e cresciuto, resta il dolore tra chi lo ha conosciuto veramente. Un super professionista che amava il suo lavoro, di certo non uno sprovveduto, così ce lo descrive Federico, proprietario del negozio di noleggio di attrezzature subacquea aIssimo, con il quale Gianluca collaborava organizzando corsi. Oltre alla sua sfrenata passione per le immersioni, c'era anche quella per il calcio, coltivata a 2 passi da casa, nel quartiere Sant'Osvaldo. Prima di lasciare Padova nel 2017 per trasferirsi alle Maldive, Gianluca era uno dei pilastri del torneo di Palo, storica competizione che lo ha visto crescere, come ci racconta il suo fondatore Enrico Cavalletto, che lo conosce fin da bambino. L'ho conosciuto essendo suo animatore della CR. Io avevo sui 18-20 anni, lui ne aveva 8 e 10 più o meno, e quindi il nostro rapporto è cominciato così, proprio da quando era un bambino. Lo caratterizzava già da piccolo una grande dinamicità. Io proprio questo ricordo di questo gruppetto di 4-5 ragazzi che poi tra l'altro sono rimasti amici per un lungo periodo della loro vita, che condividevano la grandissima passione per il calcio. Gli amici del torneo, stretti nel dolore, hanno condiviso una lunga dedica sul sito ufficiale. Fuori dal campo era il compagno che tutti volevano avere accanto, scrivono. Sorriso facile, battuta pronta, presenza fissa. La cosa che farei sicuramente è quella di dargli un forte abbraccio, e questa è la cosa che mi sentirei di fare. Le parole sono un po' difficili da trovare in questi momenti.